La Polizia di Stato ha dato esecuzione a 2 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Agrigento e dalla Procura dei minorenni di Palermo nei confronti di 2 cittadini egiziani sbarcati a Lampedusa il 17 giugno scorso. I predetti sono ritenuti responsabili del reato perché in concorso tra di loro e con altri soggetti allo Stato non identificati e residenti in Libia, in violazione delle disposizioni di legge, avrebbero compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale di 54 migranti, prevalentemente di nazionalità pakistana e del Bangladesh, il tutto per trarne profitto anche indiretto, conducendo, governando e tracciando la rotta alla guida di un'imbarcazione inadatta ad effettuare tale traversata in pessime condizioni di sicurezza, in modo da esporre le persone a pericolo per la loro vita e per la loro incolumità, cagionando la morte per asfissia di 10 persone di varie nazionalità, tra cui la bengalese, che si trovavano all'interno della stiva del natante. I fatti sono avvenuti nelle prime ore dello scorso 17 giugno, quando in acque internazionali, a circa 47 miglia nautiche a sud di Lampedusa, la nave ONG Nadir ha intercettato una barca in legno di circa 10 metri, con a bordo 54 migranti e 10 salme presenti all'interno della stiva della nave. A bordo della motovedetta della locale Guardia Costiera, i 54 migranti soccorsi sono stati trasferiti a Lampedusa, mentre l'imbarcazione intercettata con le 10 salme presente in stiva è stata trainata sino a Lampedusa dalla nave Nadir. L'attività di indagine condotta presso l'hotspot di Lampedusa dalla Sisco di Palermo e dalla squadra mobile di Agrigento attraverso l'audizione dei migranti sbarcati ha consentito di ricostruire le fasi della traversata in mare dalle coste libiche a quelle tunisine, acquisendo altresì elementi indiziari a carico dei 2 soggetti destinatari della misura restrittiva, i quali avrebbero condotto l'imbarcazione, tenendosi in contatto al momento dell'imbarco con i trafficanti che operano nelle coste di Zuar. In particolare il minore avrebbe curato le operazioni di imbarco dei migranti, regolando l'ingresso e l'uscita degli stessi dalla stiva dell'imbarcazione. Il minore ha pure impedito l'uscita dalla stiva dei soggetti che poi sono morti, minacciandoli anche con un coltello a serramanico. Le stesse indagini hanno permesso di identificare le 10 vittime giunte sull'isola. Gli indagati sono stati associati in carcere in attesa dell'udienza di convalida.